Ok, buongiorno. Come state voi? Tutto ok? Sì? Sì, ok. Possiamo aprire le nostre Bibbie, Salmo numero 96. Salmo numero 96. Un testo che noi tante volte conosciamo, ma è importante vedere o senso, l'obiettivo di questa lettura, di quello che Dio si rivela in noi. Salmo numero 96. Tu che sei a casa, puoi aprire le tue Bibbie. Il testo dice così: cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore e benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Perché il Signore è grande e degno di sovrana lode. Ele è tremendo sopra tutti gli dei. Quando leggiamo questo brano, cantate al Signore un cantico nuovo, quando leggiamo questo brano, che dobbiamo annunziare la grandezza del Signore di giorno in giorno, è un rinnovare della nostra vita, della nostra esperienza con Lui, perché la nostra vita non può essere ferma spiritualmente. Ogni giorno una nuova esperienza con Lui, ogni giorno sentire la presenza del Signore e perciò annunziare di giorno in giorno la sua salvezza, i suoi prodigi, le sue azioni, è sapere che ogni giorno c'è una nuova storia con il Signore. E Lui è degno di sovrana lode, perché i suoi prodigi sono visibili da tutte le nazioni e tutti i popoli. Perciò cantiamo al Signore un cantico nuovo, perché questo cantico è la nostra esperienza di questa settimana. Questo cantico che noi già conosciamo, ma è nuovo perché è l'esperienza che tu hai vissuto questa settimana. Che cosa Dio ha fatto con te questa settimana? Come è stata la settimana con Dio? Che cosa tu hai vissuto? Che cosa tu hai riconosciuto la presenza del Signore? E perciò tutto quello che tu hai vissuto, canta al Signore, loda il Signore, perché Lui è degno, perché Lui fa delle cose stupende. E perciò cantiamo, adoriamo il nostro Dio, perché Lui è degno a fare di prodigi nella nostra vita. Preghiamo. Nostro Padre, siamo qui questa mattina a adorarti, offrirti un culto, oh Padre, in adorazione a te. Tu sei degno di ogni lode. Di giorno in giorno, Padre, vogliamo raccontare la tua salvezza. Di giorno in giorno, Padre, vogliamo adorarti e lodarti, perché le tue meraviglie, i tuoi prodigi, oh Padre, sono davanti a noi. Grazie, oh Padre, perché abbiamo questo momento, questa ricchezza, questa grandezza in te e per te, di adorarti, di lodarti e di vivere, oh Padre. Ti ringraziamo perché questo momento è tuo, è la nostra offerta a te. Questo momento è tuo, Padre. E benedici la tua Chiesa, purifica, guarisce, trasforma e che possiamo vedere e continuare a vedere le tue meraviglie, Padre. Ti ringraziamo perché questo momento è tuo. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo lodare, possiamo stare in piedi, possiamo offrire questo culto, questa offerta al nostro Dio. Amém? Graça e pace. Nella presenza del Signore noi siamo qui per lodare il suo nome. Non siamo degni, io non sono degna di essere qui, ma la misericordia del Signore che ci rinnova ogni giorno questa promessa. E noi ringraziamo il Signore e lodiamo a Lui, perché Lui è degno di ogni lode e di ogni onore. Se tu sei venuto qui, è stato Lui a toccare il tuo cuore per venire davanti alla sua presenza a lodare il suo nome. Allora lo facciamo perché noi siamo liberi per fare questo. Oggi in Africa stanno morendo tante persone ammazzate solo per il fatto di essere un cristiano. E noi siamo cristiani, io sono una cristiana, io lodo il Signore, io ho questa libertà per farlo. Io adesso farò per ringraziare e lodare il nome del Signore. Amen? Facciamo insieme? Alleluia. Glória ao teu nome, Senhor.
arrendermi, di nulla sono degno di quello che hai per me. Con la tua forza, oh Dio, insieme, paura non avrò, so che il debole farai vincitore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Di un piccolo pastore tu hai fatto un re, la mia vita io consegno a te, Signore, e insieme a te, senza paura, vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con dammi la fede. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. In Giovanni 15 c'è scritto che il Signore è la vite e noi siamo i tralci. Se noi siamo collegati a questa vite, solo così diamo frutto. Ed è quello che il Signore vuole da noi, perché noi siamo riconosciuti come Suoi figli, Suoi discepoli, se noi diamo frutti. E che il nostro cuore possa essere così, possa desiderare essere collegato a questa vite, affinché noi possiamo dare questi frutti, essere riconosciuti dal Padre come figli Suoi. Amen.
come tracce alla vite mi collego a te, io voglio fruttificare. Parlami, oh Spirito, guidami, Signore, sono io la casa tua. Insieme? Come tracci alla vite mi collego a te, io voglio fruttificare. Parlami, Signore, parlami, oh Spirito, guidami, Signore, sono io la casa tua. È la tua parola, oh Padre, che è vita in me, ed è quella che mi fa crescere. La bocca in me, oh Spirito, usami, Signore, io senza te nulla farei. La bocca in me, oh Spirito, usami, Signore, io senza te nulla farei. Alleluia, alleluia, è la tua parola, Signore, è la tua parola, oh Padre, che è vita in me, ed è quello che mi fa crescere. Trabaja in me, oh Spirito, usami, Signore, senza te nulla farei. Trabaja in me, oh Spirito, usami, Signore, senza te nulla farei. Alleluia, alleluia, Cantiamo insieme. Alleluia, 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 alleluia.
Signore, usa la tua Chiesa, oh Padre. Usa le nostre vite, Signore, che noi possiamo ogni giorno essere collegati a te, Signore, affinché noi possiamo dar frutti, essere ogni giorno, Signore, simili a te, perché noi non meritiamo niente di tutto ciò che il Signore fa per noi. La tua misericordia ci rinnova, si rinnova ogni giorno nelle nostre vite, Padre. E noi vogliamo sempre, Signore, ringraziarti, vogliamo renderti lode a te, Signore, e consegnare le nostre vite davanti al tuo altare, oh Padre, affinché il Signore possa essere una trasformazione ogni giorno nelle nostre vite, Pai. E ti lodiamo, Signore, perché tu sei il Dio che non si dimentica mai di noi, Signore. Lodiamo il tuo nome, Signore. Non trovo parole per ringraziare, cantiamo, la tua bontà. Con la tua fedeltà, non lasciarmi dimenticare quello che sono, quel che sarò, e tutto ciò che ho viene da te, Signore. Alleluia. Non trovo parole per ringraziare la tua bontà. Tu mi circondi ogni giorno con la tua fedeltà. Tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono, quel che sarò, e tutto ciò che ho viene da te, Signore. Confido in te, dipendo da te, da solo io niente posso fare. Spero in te, io riposo in te, da solo io niente posso fare. Tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono, quel che sarò, e tutto ciò che ho vieni da te, Signore. Io confido in te, confido in te, dipendo da te, da solo io niente posso fare. E spero in te, io riposo in te, da solo io niente posso fare. Non lasciarmi dimenticare che quello che sono, quel che sarò, e tutto ciò che ho vieni da te, Signore. Solo voi? Vieni da te, Signore. Tu non lasciarmi, tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono, quel che sarò, e
Glória ao teu nome, Senhor. Tu non lasciare dimenticare. Portaci, Signore, alla memoria tutto ciò, Signore, che viene da te e tutto ciò che ci porta la speranza. E in nome di Gesù noi ti lodiamo e ti ringraziamo per la tua bontà, per la tua misericordia, Signore. Continua, Signore, a stare in mezzo a noi, a fare la trasformazione nel tuo popolo, Signore. Signore, benedice la parola, il messaggio che sarà portato dal pastore Caio, che lui possa, Signore, condurre, Signore, ancora e ancora questa adorazione, questa lode, Signore, che possa arrivare da te come un profumo, Signore, un profumo suave, Signore, nel tuo trono di grazia. In nome di Gesù noi ti lodiamo. Amen e amen. Bem, Chiesa, ricordare sempre quello che il Signore fa nella nostra vita è stupendo. E un ricordare fa parte della nostra vita, ricordarsi. E parleremo anche di questa parola oggi, ricordo, ringrazio. E tante volte la nostra mente è occupata delle cose che non si deve ricordare, ma noi dobbiamo vedere quello che Dio ci insegna a ricordare. Stiamo camminando no livro di Filippesi, stiamo ancora no capítulo 1 e saremo per un lungo tempo só com o capítulo 1, perché sono tanti versetti. State facendo lo studio nella settimana del libro di Filippesi o no? Sì, 3 persone sì, gli altri? Ok, ti aggiungi a un gruppo, per favore. Já stiamo na lezione, penso, numero 4, né? I vostri studi stanno più avanti delle prediche, ok? Così quello che staremo oggi predicando, voi già avete studiato, eu penso settimana scorsa, 2 settimane fa. Ma è questo importante che noi possiamo discutere ali nello studio, ma allo stesso tempo ascoltare nella predica, e tu vedrai che sempre ci sono cose diverse, perché lo Spirito Santo rivela nel nostro cuore, nella nostra vita, quello che Lui vuole e desidera. Filippesi 1, capítulo 1, versetto 3 ao versetto numero 5 oggi. Filippesi 1, 3 a 5. Qual è la prima parola? Io. Paulo sta dicendo che cosa? Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. E sempre in ogni mia preghiera con tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Nostro Padre, grazie per questa libertà che abbiamo in te, della tua parola che è viva. E lo Spirito Santo, Padre, che possa riempire il nostro cuore in modo che possiamo capire quello che è tuo. E come abbiamo cantato, Padre, trabocca in noi, riempie la nostra vita con tuo Santo Spirito in modo che possiamo vivere quello che è tuo. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Che cosa percepiamo qua in questa lettera di Filippesi? Chi si ricorda della prima predica? Abbiamo parlato di due parole nella prima predica al libro di Filippesi. Io sono un servo e la persona al mio fianco è un santo. Não te dimentichiamo, tu sei un servo e la persona al tuo fianco è un santo, ossia io sono qua per servire una persona santo. Nella seconda predica noi abbiamo parlato di 2 parole. Chi si ricorda? Pace e grazia. Grazia e pace, ossia noi dobbiamo inondare la Chiesa con la grazia del nostro Dio, dobbiamo inondare la Chiesa con la pace del nostro Dio. Ossia Paolo inizia questa lettera non a caso, che usa queste 4 parole molto importanti, io un servo, voi siete santi, e che la grazia e la pace di Dio possa inondare tutti voi, perché sono le manifestazioni di Dio che deve avere dentro della Chiesa. Una Chiesa che non ha delle manifestazioni di Dio non è la Chiesa di Dio. Perciò è la Chiesa di Dio che deve inondare l'amore di Dio, la bontà di Dio, la generosità di Dio, deve inondare il perdono di Dio. La Chiesa deve essere inondata di questo e che noi possiamo vivere dentro di queste manifestazioni di Dio. Perciò se la Chiesa non sta vivendo questa pace, questa grazia, questo perdono, questa bontà, questa generosità, o senso di servire, gli altri sono santi, io sto perdendo o senso di essere Chiesa.
E tante volte la mia preoccupazione con il popolo di Dio è che ascolta, conosce, ma nel momento di mettere in pratica, che cosa la persona dice? Io sono così, io penso così. Che cosa tu sei venuto a fare in un culto? Che cosa tu sei andato a fare in un studio biblico? Che cosa tu hai aperto la Bibbia per fare che lettura? Ossia, ogni culto, ogni studio biblico, ogni lettura della parola deve produrre in me una trasformazione. E una trasformazione profonda. Io non posso continuare lo stesso dopo che io vivo una trasformazione dello Spirito Santo di Dio. Eu devo passar de cresta em cresta, de passo em passo, de qualcosa de novo, sendo, quando a parola me parla, eu devo essere transformato. Perciò Paulo estava dizendo, voi siete servi. Tu devi umilhar-se davanti al tuo fratello. Voi siete servi, loro sono santi. Eu estou insegnando questo. Questa chiesa deve essere inondata con la grazia, con l'amore, con l'abbondanza della bontà, della generosità di Dio. La pace di Dio deve inondare la chiesa. E quando c'è qualche conflitto, non sei tu a difendere i tuoi diritti, è la pace di Dio. E Paulo stava parlando in questo modo a quella chiesa, che era una chiesa preziosa, la chiesa di Filippi. Adesso Paulo comincia a parlare qua di questa chiesa, della partecipazione di Evangelho. Ma prima di parlare di questo, c'è una parola molto bella. Io vorrei ricordare di voi quello che succede in voi. Che cosa è ricordare? Che cosa è ricordare? Novamente una parola. Servo, santi. Grazia, pace. Ricordare. Che cosa è ricordare? Memorizzare. L'altra cosa. Che cosa è ricordare? Chi si ricorda del giorno di ieri? Chi si ricorda di un matrimonio a giugno? Chi si ricorda di qualcosa del passato? È ricordarsi di qualcosa che è successo. E qua noi cominciamo a fermarsi un po'. Quella chiesa era una chiesa perfetta? Já abbiamo parlato che non era, una chiesa che aveva tanti problemi. Ma Paulo aveva un amore per quella chiesa molto profondo. Ma Paulo in quel momento ha deciso di ricordare delle cose belle. Lui ha deciso di ricordarsi delle cose belle di quella chiesa. Ossia, eu devo sapere che la mia mente deve essere riempita di un ricordare delle cose belle. Chi ha qua la tendenza di ricordarsi delle cose brutte e cattive? Nessuno vuole confessare i suoi peccati? Tu já hai camminato com uma pessoa que ha sempre um muso, um mau humor? E quando comincia a parlare si ricorda soltanto delle cose cattive e brutte? Tu conosci qualcuno? Io conosco un sacco di gente così. Tu ti siedi, perché nella chiesa c'è questo, nella chiesa c'è questo, la chiesa è così, perché nella mia famiglia è successo questo, perché nel mio lavoro è così, mio lavoro è così. O mio capo, pastor, tu deve conoscere, che è una persona terribile. E comincia a ricordare só delle cose brutte. Così è una persona che ha un umore bruttissimo. Camminare con una persona così, per favore, no? Non è facile. Puoi immaginare fare un viaggio di 5 ore con una persona che solo si ricorda delle cose bruttissime. Se è per autostrada, tu desideri qual é? É abrir a porta e dire, salta di qua. Ossia, Paulo ti sta insegnando che io devo ricordarmi delle cose belle. Eu me ricordo de voi, della vostra presença no Evangelho, nonostante che non era una chiesa perfetta, nonostante che era una chiesa che aveva la superba di sentirsi superiore agli altri, ma Paulo stava dicendo, eu me ricordo di voi, delle cose belle. La vostra presença nel predicare o Evangelho é estupendo. Perciò Paulo estava insegnando a questa chiesa che noi dobbiamo riempire la nostra mente con le cose belle, le cose giuste. E é lì che eu comincio a cambiare il mio umore. É lì che eu comincio a cambiare il mio modo di vivere, di vedere la vita. Io non sono centro. La mia opinione non è l'opinione giusta.
E tante volte noi cominciamo, la Chiesa ha deciso così, ma la mia opinione è che doveva essere così, perché io sono più importante, no? No! No! Io sono un servo. E adesso eu devo riempire la mia mente con le cose belle e giuste che Paolo ci insegna nella sua parola. E vediamo dopo um texto belíssimo que se ripete nessuna volta, é solo no livro di Filipensi, capítulo 4, versetto 8. E qua já abbiamo detto che questo testo deve usare Emanuele nella lezione di bambini, perché si deve vedere i 8 punti qua che noi dobbiamo avere in memoria, perché con questi 8 punti che la mia mente deve essere riempita. Che cosa della mia mente deve essere riempita? Quindi fratelli, tutte le cose, la mia mente deve essere riempita con le cose che sono vere. Se eu comincio a riempire la mia mente con le cose che mi hanno detto, hanno fatto questo con me. No, questo non è vero. Eu devo riempire la mia mente, io devo ricordare delle cose che sono, è scritto lì, no? E in rosso anche. Io devo ricordarmi delle cose che sono vere. Vere, ossia tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei nostri, siano oggetto del mio ricordare. Perciò Paolo inizia questa lettera in modo molto bello e parlando così: io sono servo, voi siete santi. Io devo riempire questa chiesa, il desiderio di questa chiesa con la grazia e con la pace di Dio. Adesso, fratelli miei, ricordare delle cose vere, delle cose onorevoli, delle cose di buona fama, delle cose giuste. Ricordare di queste cose. Tu riesci a riempire la tua mente di ricordarsi solo le cose con queste 8 caratteristiche? Sì o no? Se eu não estou riempiendo la mia mente e i miei pensieri di ricordare le cose con queste 8 caratteristiche, eu estou abbandonando la gioia, eu estou abbandonando la bellezza di essere un servo del Signore. Vi lascio un esercício per il responsabile del piccolo gruppo questa settimana. Só può partecipare tutti del gruppo se loro hanno in memoria questi 8 punti, va bene? Mettete in memoria questi 8 punti e partecipate del vostro studio questa settimana e cominciate a ricordarsi delle cose buone, di buona fama, di onorevoli, delle cose pure, delle cose che hanno qualche virtude, qualche lode, delle cose giuste e vere. È lì che Paolo stava si ricordando. È lì che io devo ricordarmi. Se eu non comincio a ricordarmi di questo, io sarò una persona critica, amara, una persona con amarezza profonda nell'anima, una persona con dolore profondo, una persona critica che comincia a contagiare gli altri e diventare gli altri ancora più critici. E questo comincia a allontanarsi le persone della purezza del Vangelo. Una delle cose più belle che io conosco nella vita è camminare con una persona neoconvertita. Carissimi, una neoconvertita è stupenda. Vede le cose con gli occhi di purezza. Vede le cose con gli occhi dell'amore. Vede le cose con gli occhi giusti. Una persona neoconvertita sembra che è inondata dallo Spirito Santo di Dio e vede le cose stupende. Ma camminare con un credente che è vecchio di chiesa, che si è diventato un critico, conosce qualcuno così? Perciò che o texto che abbiamo parlato all'inizio, se eu não comincio a avere un rinnovamento giorno dopo giorno dell'esperienza con mio Dio, io mi diventerò una persona critica. Ma se eu tiver um rinnovamento spirituale giorno dopo giorno, eu comincio a vedere le grandezze del Signore, l'amore del Signore, la grazia del Signore, io sarò una persona con la purezza del Signore.
É aquilo que o Senhor te ensina, é aquilo que o apóstolo Paulo está te ensinando. Eu não posso essere um crítico. Eu devo essere condito di questo amore di Dio e avere questa purezza del Signore. Perciò io come un servo, io non ho un diritto a nulla, io come un servo, io sono qua per servire le persone, io come un servo non importa i miei diritti, io non ce l'ho diritto. Tra poco che cosa faremo lì con pranzo? Staremo mangiando, sì o no? Sì. E se manca un piatto di pesce o un piatto di fagiolata, che cosa io come un servo devo fare? Che cosa devo fare? E cosa devo fare? Condividere e dare. Ah, ma io ho pagato? No, io ho prenotato una settimana prima. Io ho diritto. Chi ha questa idea, questa mentalità? Ti converti, per favore. Ti converti. Mio fratello si è dimenticato, mio fratello non ha prenotato, mio fratello vuole mangiare cose. Che cosa devo fare? È tua. È così o non è così? È così o non è così, Chiesa di Dio? Ma io non sono molto d'accordo, pastore. Il pastore sta dicendo così, ma io ho prenotato, io ho pagato anche il doppio. No, ma io, no. Carissimi, dove è la grazia? La grazia non c'è merito. La grazia non c'è merito. Dove è la grazia? Dove è il perdono? Ossia, è lì che io devo manifestare, mio fratello, è tuo. E qual è il problema di andare a casa senza mangiare? Tutti mangeranno, non preoccupate, eu já ho visto que c'è cibo per tanti là. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Tante volte noi cominciamo a creare dei problemi perché noi stiamo difendendo il nostro diritto. Tu non hai nessun diritto. Io sono un servo che manifesta la grazia del Signore. Io sono un servo che manifesta la pace del Signore. Io sono un servo che inundo la Chiesa con l'amore e il perdono del Signore. Io sono un servo che sto donando. Perciò o che Paolo sta dicendo, io mi ricordo delle cose belle vostre. Eu me ricordo che quando siamo entrati in questa Chiesa, qua in questa struttura, 2019, e una struttura è bellissima, è grande. Sono pochissime chiese in Italia evangelica che hanno una struttura con questa grandezza. E Dio ci ha regalato questo, e stiamo facendo il primo culto, era una grande festa. Arriva una famiglia che adesso era un membro della chiesa, non sono più, e loro arrivano qua, non mi è piaciuto niente, questo pavimento è bruttissimo. Da quel momento ho cominciato a percepire, ma questa persona ha un problema grosso con se stessa. Dio ci ha regalato una struttura grandissima, meravigliosa, non mi è piaciuto, c'è un pavimento bruttissimo. Adesso c'è un tappeto qua ancora che quelli che non sono interista devo pensare, no? Ossia, cari, io non sono qua per criticare, per pensare nelle cose piccole e pensare nelle cose che non portano il frutto, le cose vere, pure e giuste, altrimenti sto perdendo il significato di camminare nell'amore del Signore. Io sono qua per condividere le cose belle che il Signore sta facendo nella nostra vita e nella nostra storia. Quando la mia mente non sta centrata nelle cose eterne, la mia mente comincia a vedere le cose momentanee di un momento, io mi perco. Ma quando eu sono concentrato nelle cose eterne, eu comincio a gioire, eu comincio a vivere delle esperienze com o Signore, perché eu estou guardando le cose eterne. E le cose eterne sono eterne per sempre. É questo che mi danno la gioia. Paulo sapeva che quella chiesa aveva superbia. Paulo sapeva che quella chiesa non era perfetta. Ma Paulo stava dicendo, io mi ricordo della vostra partecipazione nel Vangelo. Io mi ricordo delle cose belle che il Signore sta facendo con voi. Io mi ricordo delle cose belle che il Signore fa con noi. E noi adesso dobbiamo fare come Chiesa. Io mi ricordo delle cose che il Signore sta facendo. Condivide con tuo fratello, tua sorella adesso. 40 minuti per ricordarti delle belle cose che il Signore ha fatto con noi in questa settimana, in questo 20 anni di Chiesa. 40 minuti, va bene? Pastore, è troppo tempo. 40 minuti è poco tempo. Ma se noi siamo qua per lamentarsi, veramente 30 secondi di una cosa bella e 39 minuti e 30 secondi di lamento. Io sono qua per ricordarsi delle cose belle. Questa settimana stavo parlando con una persona e la persona ha detto, Pastore Caio,
questa settimana eu ringrazio Dio per la nostra chiesa. Ho detto, wow, è perché qua in zona abbiamo tante chiese, ma la nostra chiesa, Pastore Caio, c'è un lavoro per i bambini, abbiamo fatto un campeggio, c'è un lavoro con i giovani, c'è un bellissimo lavoro con questo gruppo di ragazzi. Adesso voi state preparando un convegno di coppia, c'è un lavoro per le famiglie, c'è un lavoro di teologia che noi stiamo cominciando adesso di formazione teologica, 2 corsi stiamo facendo, ci sono gli studi biblici e lei ha cominciato a raccontare tutte queste cose, no? E sabe que quando eu estava ascoltando lei me raccontando, eu estava dizendo, lei não sapeva do mensagem, eu estava pensando, veramente, tante volte noi ci lamentiamo perché questo gruppo di donne, per questo gruppo di uomini, per questo gruppo di coppia, ma Dio sta facendo le cose meravigliose in mezzo a questo gruppo della mia chiesa. Mi sono dimenticato del gruppo di donne, mi sono dimenticato del gruppo di uomini che stiamo partendo, mi sono dimenticato di tante cose, un culto di preghiera. Questa chiesa si raduna 4 volte alla settimana in preghiera. Estou dimenticando de tante cose que o Senhor está facendo. Eu devo recordar-me de questo. É lì che è l'amore di Dio, è lì le cose pure, è lì le cose giuste, è lì le cose amabili, è lì le cose che hanno una buona fama, è lì le cose che sono perfette, che il Signore ci insegna. Letizia, ritorna quello slide di quello testo. 4:8. È lì che io devo riempire la mia mente. Perciò i vostri pensieri, il vostro ricordo è questo. Amen, chiesa? Mettete in memoria questi 8 punti. E quando fate i vostri piccoli gruppi di studi biblici, cominciate a ricordarsi di questi 8 punti e dire, noi soltanto parleremo se questo argomento è onorevole, è vero, è giusto, è puro, è amabile, è di buona fama, se c'è virtù, se c'è qualche lode. Se non c'è questi 8 punti, staremo zitti. Amen? Amen, chiesa? Basta di pettegolezze, di parlare di cose negative, di cose brutte. Basta di questo. Parliamo di cose vere, di cose giuste, di cose amabili. Parliamo di cose di buona fama. È questo che Paolo stava insegnando di ricordarsi. Perciò che Paolo era concentrato in questo. O significato di essere chiesa. E o significato di essere chiesa è qua al centro della storia. È qua che noi dobbiamo imparare a essere chiesa di Dio. Con queste cose che veramente Dio ci insegna. Perciò che Paolo sapeva che c'erano delle cose che ancora non erano perfette e giuste con la Chiesa, ma la Chiesa viveva delle cose perfette e belle, e è lì che è il significato di Chiesa. E qual era il senso di quella parola di Paolo? Che quello Paolo stava dicendo? Della vostra partecipazione del Vangelo. Ossia, la Chiesa è la Chiesa che partecipa del Vangelo. È lì che significa essere chiesa. Noi non siamo un'associazione, noi non siamo un ghetto, noi siamo una chiesa e la chiesa partecipa del Vangelo. Noi stiamo partecipando della espansione, della diffusione del Vangelo. E era quello che Paolo si ringraziava. Perciò la predicazione della buona novella che è il Vangelo è la buona notizia, la buona novella. E questa chiesa di Filippi stava proclamando questo. Perciò Paolo ringraziava, si ricordava che questa chiesa partecipava della diffusione del Vangelo. Quali sono le persone che si sono convertite a Filippi? Chi si ricorda? Erano carcerieri? Le altre 2 persone, no, minimo, le altre 2 persone, c'erano di più. Ma nemmeno che Atti 16 racconta. Carcerieri e la sua famiglia. Una donna che stava vendendo púrpura, que neanche abitava Filipe. E qual l'altra persona que participava do evangelho ali que inicia? Chi si ricorda questa persona che la storia è più lunga anche? No? No? State studiando Filippesi e non state sapendo la storia di Filipe? C'era Lidia, c'era o carcerieri, ma c'era una ragazza che era indemoniata e che Paolo ha scacciato i demoni e per questa causa è stato messo in prigione. Almeno 3 persone, ma c'erano le famiglie anche, c'erano gli altri. Ossia 3 persone che iniziano una chiesa.
Tu puoi immaginare la potenza della Chiesa di Dio? 3 persone, va bene con la famiglia, inizio la Chiesa. Será che il nostro piccolo gruppo non può iniziare una Chiesa? Puoi immaginare la Chiesa là di Tarso? Un piccolo gruppo, Tarso si diventa la Chiesa. È così. Lì è Strana. Un piccolo gruppo di Strana si diventa la Chiesa a Mogliano. Qual è l'altro piccolo gruppo qua? Valdobbiadene. Qual è l'altro piccolo gruppo? È questo il senso della Chiesa. La Chiesa stava promuovendo il Vangelo perché 3 persone stanno diffondendo la parola del Signore a tutta la gente. E la Chiesa in Filippi è cresciuta tanto. Perciò un carceriere, una ragazza che stava sotto dominio dei demoni e anche una persona che stava passando per Filippi hanno iniziato la Chiesa che si espande. Tu puoi immaginare che il tuo piccolo gruppo può diventare una Chiesa che si espande. E è questa la meraviglia della Chiesa di Dio che Paolo stava parlando. Io mi ricordo con gioia, la mia preghiera con gioia, perché la vostra partecipazione nel Vangelo è meravigliosa e stupenda. E era questo che Paolo stava dicendo, perché questa gente qua hanno vissuto l'esperienza di conversione profonda. O carceriere che poteva essere, lui stava cercando di togliere la propria vita. La ragazza che era endemoniata, quella signora che era lì, que stava vendendo i tessuti, era lì ao fiume. Quelle 3 persone hanno passato por un'esperienza profonda del Signore e stavano proclamando le grandi cose che il Signore ha fatto. E qua a Chiesa Battista Agape, quando è stata l'ultima volta che tu hai parlato dell'amore di Dio ai tuoi colleghi di lavoro, colleghi vicino di casa, ai tuoi studenti? Quando è stata l'ultima volta? Come che eu posso promuovere la Chiesa, o Evangelho de Dio, se eu não estou parlando de grande coisa que Jesus fez na minha vida? Quello cartiere stava dicendo, stavo per morire. Quelle 2 persone che erano lì, Paulo e Silas, è successo un terremoto e loro potevano scappare. Ma loro non hanno scappato, sono rimasti lì. E hanno parlato dell'amore di Gesù. E loro a mezzanotte, mentre loro erano incarcerati lì, che cosa loro facevano, Paulo e Filippo e Sila? Cantavano. Quando nós temos um problema, que coisa facciamo? Eu sou no centro, nessuno mi guarda. Dio, cosa tu sta facendo comer? Oh, sono qua. Loro cantavano. E questo cantare a mezzanotte hanno portato una testimonianza che il carceriere si è convertito. E il carceriere sicuramente ha cominciato a raccontare alla gente le grandi cose che Dio fece nella sua vita. Lui poteva essere morto, ma Gesù lo ha guarito, lo ha trasformato. Quella ragazza che era indemoniata è stata scacciata sul demone e adesso lei era libera, stava raccontando alla gente le grandi cose che lo Spirito Santo fece nella sua vita, le grandi cose che Gesù fece nella sua vita e lei era salva. Che bello, no? E la Chiesa si diffonde perché lei stava raccontando e le persone stavano si convertendo. Como tu vuoi che la gente si converte se tu non parli di Gesù? Come tu vuoi che la gente si converte se tu non parli di quello che Dio fece nella tua vita? Cominci a parlare di quello che Dio sta facendo nella tua vita e tu vedrai che la gente si convertirà e la espansione del Vangelo parte. È questo modo. È meraviglioso di vedere. La buona novella è arrivata a questa città di Filippi. La buona novella è Strana, è a Mogliano, è a Valdobbiadene, è a Tarso, è a Conegliano. La buona novella è a Zoppede. La buona novella è lì dove São Edemiano. Ossia, la buona novella si è sparsa nel Veneto, nella tua casa. E adesso della tua casa deve andare fuori. La buona novella. Quello che Dio fece nella mia vita non è per stare in silenzio. Tu non sei un agente segreto di Dio dove tu abiti. Tu sei lì una persona che proclama le virtù di Dio. Tu non sei un agente segreto nella tua scuola, nell'università, nel tuo lavoro. Tu sei lì per proclamare le virtù del Signore alla gente. E la gente si convertirà. Perciò la Chiesa stava promovendo il Vangelo. Paulo stava pregando com tristeza ou com gioia? Mi piace questa frase. Io prego per voi, perché io mi ricordo di voi con gioia. Io prego con gioia. Volete che il vostro leader di piccolo gruppo, o il vostro pastore, o il vostro responsabile preghi con gioia? Basta che continuate a proclamare il Vangelo.
quando cominciate a proclamare il Vangelo, avrà gioia nelle preghiere di tutti i leader. Paulo pregava com gioia. Qualche settimana fa, qua Miguel ha usato un testo di Ebrei, no? Che il pastore non faccia questo sospirando, no? Ma con gioia, perché la Chiesa sta proclamando il Vangelo. Con il testo di Ebrei, che sia per noi. Stiamo proclamando il Vangelo. E perciò la preghiera è con gioia. Domani alle 21 faremo nosso incontro de preghiera. Speriamo che tutti noi possiamo pregare com gioia, perché a Chiesa está proclamando il Vangelo. Oggi c'è una famiglia qua di Como, no? Che noi andiamo lá, mi sono dimenticato anche di voi. Ossia, il Vangelo è arrivato, la buona novella Como. Ma non è per stare dentro della sua casa e ieri parlando con Franciani, ci sono ancora 2 persone lì che stanno ascoltando. E sono di più. Dobbiamo continuare a parlare della buona novella di Cristo. Che cosa Cristo ha fatto nella tua vita? La grande gioia di Paulo è vedere che questa chiesa stava facendo tanto per il Vangelo. Secondo Timoteo 4, 2 e 3. Predica la parola, insiste. Che cosa dice? Insiste in ogni occasione, favorevole, sfavorevole, convinte, rimprovera, exorta com ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire ci cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie. Stiamo vivendo questo periodo. Hoje, quando eu vedo la gente, pastor, estou ascoltando muito o pastore quello. Por que tu não ascolta l'altro pastore? Não, eu me piace quello pastore. Vuole ascoltare quello che tu? Ti piace. Eu ascolto le predica su internet, ma non è basato su una persona. Eu lascio che gli altri pastori parlano con me. Tramite loro, lo Spirito di Dio parla con me. Perché se eu comincio a ascoltare solo un pastore, eu preferisco quello, io sono dipendente di quella persona. Eu ascolto gli altri. Perché io devo essere confrontato. Non è quello che mi piace, è quello che mi confronta per una trasformazione. Perciò arriverà nell'ultimo tempo che la gente si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Ma in questo periodo predica la parola. Insiste con la parola. Insiste, rimprovera, corregge, insiste. Perciò la chiesa, quella di Filippi, si è sparsa dappertutto perché predicava la parola. Secondo punto di questa chiesa, viveva il Vangelo. Ossia, è la incoerenza predicare e non vivere. È la incoerenza di predicare qualcosa, ma dopo vivere un altro stile di vita. Come abbiamo parlato all'inizio, no? Quello che mi preoccupa tante volte con la gente, con la chiesa, con le persone della chiesa, che predicano la parola, ma non vogliono vivere. Abbiamo tanta gente triste, amareggiata, con un muso in faccia, perché non vive la gioia del Signore. Perdona, liberati, comincia a vivere esperienza nuova con il Signore e tu vedrai il sorriso di quello che il Signore sta facendo nella tua vita. Vivere il Vangelo con coerenza con quello che tu predica. Se non c'è coerenza, tu sei un ipocrita. Se c'è coerenza, è lì. Io parlo, io predico, io insegno, ma io vivo. E la chiesa di Filippi viveva questa esperienza. Perciò loro insegnavano, predicavano e vivevano. Perciò quando noi facciamo le cose è per proclamare il Vangelo di Dio. Tra poco avremo, come abbiamo parlato all'inizio, questo pranzo qua, è un evento. Ma non è per mangiare. O evento è per manifestare la persona di Cristo. O evento ali che staremo mangiando è per parlare dell'amore di Cristo, è per insegnare l'amore di Cristo come la mia vita. Questo incontro che avremo adesso di mangiare assieme non è per mangiare, è per proclamare le virtù di Cristo tramite un stile di vita d'amore, di generosità, di coerenza. Perciò come abbiamo fatto quella battuta, ma non è battuta, è quando sto donando il mio piatto a quelle persone che non è prenotato. È lì eu vivere il Vangelo di Cristo. È lì o vivere la coerenza di quello che io predico. È lì che il senso di essere un servo. Tra poco c'è un convegno di coppia. Non è per un convegno di coppia in sé, ma è per manifestare le virtù di Dio in mezzo a quello convegno.
Ossia, per avere una etica di comportamento di un cristiano, avere coerenza. É quello che il Signore ci insegna. Perché tante volte no momento della prova, eu ensino A, mas eu vivo l'altra cosa. Ipocrita. Eu não posso continuare così. La chiesa di Filippi, Paulo aveva gioia in questa chiesa perché partecipava do Evangelho com coerenza. Loro predicavano e avevano questo stile di vita. E è questo che è interessante in questa storia di Paolo. Perciò quella ragazza posseduta che fu liberata, potete immaginare la gioia di questa ragazza? Eu era completamente dominata dal demone, dal diavolo. Adesso sono libera. E la mia vita adesso è tutto per Cristo. Quello carceriere era lì. Poteva essere morto, ma lui era libero. Quella donna là, non sappiamo la sua storia, è stata libera. La tua vita in Cristo Gesù, tu sei libero. Tu era morto espiritualmente, tu estava andando all'inferno. Gesù è venuto, ti ha abbracciato, ti ha salvato, ti ha liberato. E adesso tu sei libero per proclamare il Signore e vivere questo nuovo stile di vita. È questo Evangelo. È questa la buona novella, è questa la trasformazione. Perciò quella persona che era lì in carcere, stavano vedendo la morte e hanno visto la vita in Cristo. E loro erano pronti a morire per Cristo. Atti 16, 23, 27 e 33. Leggiamo, il carceriere si svegliò e veduto tutte le porte del carcere spalancate, sguagnò la spada per uccidersi, pensando que i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paulo lhe gridò in alta voce, non farti del male, perché siamo tutti qui. E o carceriere, que este lume, balzou dentro e tutto tremante se gettou em piedi de Paulo e Sila, poi lo condusse fuori e disse, Signore, que devo fare per essere salvato? E disse rispose, crede no Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e tutti quelli che erano a casa sua. E dele li prese com sé in quella stessa hora della notte, lavò il loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Eu devo confessare una cosa per voi. Eu non riesco a capire questo testo biblico. Dove era Paulo e Sila? In prigione. Che cosa succede? Un terremoto. O carceriere stava pronto per uccidersi. Hanno visto loro vivi. Paulo e Sila vanno a casa di questo carceriere che lo lavano. E Paulo e Sila dopo ritorno dove? Dove? In prigione. Sembra scemi, no? Puoi immaginare Paulo, ele dentro della prigione, hanno tempo adesso di libertà, di uscire e scappare. Sono andati alla casa del carceriere. Ma loro ritornano in prigione. Tu facevi questa storia di Paulo e di Sila? Tu facevi la stessa cosa? Tu eri in prigione? Tu hai avuto tempo di scappare e anche di uccidere quello carceriere, tu potevi fare? Ma tu ritorna dentro della prigione? Sembra che Paulo e Sila non avevano logica, no? La logica è nostra. No. L'amore del Vangelo, io ritorno in prigione perché io vorrei dare la mia vita per la vita della famiglia del carceriere. Paulo e Sila sono rimasti lì in prigione per dare la loro vita per la salvezza del carceriere e la sua famiglia e gli altri che si convertissero dopo. Tu sei pronto a morire e dare la tua vita per un'altra persona? Un sconosciuto, un carceriere. E Paulo era in modo ingiusto lì, dopo se raccontiamo la storia. Ma lui è rimasto lì, perché difendere il mio diritto? Sono pronto a morire per Cristo. Quando tu leggi quello testo di Galata 2:20, tu adesso capisci perché Paolo si manifesta in questo modo. Sono pronto a morire per Cristo, ritorno in prigione. Io potevo essere ucciso nell'altro giorno. Ma è rimasto lì. È questo il Vangelo di Cristo. È questa la coerenza del Vangelo di Cristo. È questo l'insegnamento. Io insegno che sono pronto a morire per Cristo e quando c'è un momento che io sono pronto a morire per Cristo, io sto manifestando. Paulo ci insegna questo. Perciò anch'io devo fare la stessa cosa. Altrimenti è una ipocrisia del Vangelo. Ma noi dobbiamo essere coerenti, è quello che Paulo ci insegna. Paulo e Sila potevano scappare, ma rimasero.
Che testimonianza! La Chiesa di Filippi ha imparato questo, di dare la propria vita per il Vangelo. La Chiesa Agape deve imparare a questo, a dare la propria vita per la testimonianza di Cristo. E quando nós stiamo pronti a morire per dare la propria vita per la testimonianza di Cristo, è lì che io scopro il valore del Vangelo. Altrimenti sto vivendo una religiosità che non porta a nulla. Sono un membro della Chiesa, che cosa serve? Sono un battista, che cosa serve? Sono dell'Assemblea di Dio, che cosa serve? O que serve é ser um cristiano que ama Jesus e é pronto a morrer per Jesus, que proclama, que predica a parola de Jesus. É quello que serve. É lì que serve. Terço ponto e último ponto, é contribuir. Ah, pastor, parlerà de soldi. Eu não parlo de soldi, é a Bíblia que parla. Eu soltanto estou falando aquilo que é escrito nella Bíblia. Ma questa chiesa era generosa. Chi sosteneva Paulo pela sua viagem? La Chiesa di Filippi. E não era uma chiesa ricca. Era a Chiesa di Filippi. Era a chiesa che contribuiva. Ma noi no. Noi abbiamo continuato, ho imparato una sorella qua di questa chiesa. Sembra che ha coccodrillo nella tasca, no? Perché non vale mettere le mani in tasca. Ma ci sono le persone che mettono le mani, ma non mai tolgo la mano della tasca, perché il soldo è mio. Non capisco questo. Il soldo non è tuo. Neanche la mia famiglia è mia. Tutto appartiene al Signore. Asli appartiene al Signore. Tutto è del Signore. E questa chiesa mi insegna questo. Filippesi 4, 15 e 16. Anche voi sapete, Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne a dare o avere, se non voi soli. Perché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. E ci sono gli altri versetti di Filippesi che Paolo ringrazia questa chiesa che contribuiva per il suo ministero. Ossia, la Chiesa ha visto in Paolo un grande esempio e adesso mettiamo la mano in tasca e diamo a Paolo che continua a predicare il Vangelo. Lui non era più a Filippi, lui stava predicando dappertutto, ma chi sosteneva i viaggi di Paolo? I filippesi. Perciò era una chiesa che è un esempio, perciò che Paolo inizia questa lettera. Ah, io mi ricordo di voi. Io mi ricordo di voi. Io prego con gioia perché voi state partecipando del Vangelo. È una chiesa che partecipa parlando. È una chiesa che partecipa soffrendo. È una chiesa che partecipa... Non è pregando, no. Contribuendo. Donando economicamente. É questo modo que se vive o Evangelho. Eu parlo di Cristo, eu vivo Cristo, e tutto è per Cristo, estou contribuindo. Quando raccogliamo le offerte, le decima qua, cari, non è per noi personalmente, è per la opera do Signore. É per il Signore. É um modo que o Evangelho possa propagar-se dappertutto. E diffondere o Evangelho é per questo modo. Como que se paga um affitto di un missionário? Com le risorse. Como se paga um cibo per un missionário? Com le risorse. Come Paulo mangiava? Com l'offerta di Filippi. Como che Paulo viaggiava? Com le offerte. Ou pensate che in quel periodo non c'era una corriera, un treno? Non c'era, ok? Ma c'era un trasporto che si pagava. Ma la chiesa di Filippi che pagava per Paulo viaggiare. E lo stesso è per noi oggi. Noi dobbiamo partecipare dell'Evangelho di Cristo parlando, vivendo e contribuindo. Sono 3 linee che la Chiesa deve partecipare della propagazione del Vangelo. E tante volte stiamo in silenzio, una vita ipocrita e con la etirchi. Che Chiesa è questa? Adesso ti dirò, non è una Chiesa. Ha bisogno di una conversione di quel carceriere, di una conversione di quella ragazza e della conversione di quella donna. Di vivere veramente un nuovo Evangelo, la buona novella di liberazione in Cristo Gesù. Dio ci ha liberato per proclamare, per vivere, per contribuire. Dio ci ha liberato per essere Chiesa. Noi non siamo un'associazione. Noi siamo un popolo di Dio che adora il Signore e vive come il Signore desidera. Perciò non era una Chiesa ricca, ma era una Chiesa presente, non era una Chiesa tirchia, era una Chiesa che appoggiava Paolo. E Paolo aveva la libertà di andare dappertutto. Quanto è bello leggere le lettere di Paolo, no?
Uau! Ma tante volte noi sappiamo che quest'uomo è rimasto in carcere, non sappiamo che quest'uomo è stato appoggiato in una chiesa di Filippi e quest'uomo ovunque andava predicava. Paulo ci insegna in modo che eu devo fare la stessa cosa. Predica, vive e contribuisce. E finiamo l'ultimo testo, Filippesi 4,13. Quante famiglie che io vado c'è questo adesivo in macchina, in casa, questo testo che tante volte noi conosciamo. É questo che usiamo tante volte in modo sbagliato. Ma che cosa dice? Io posso? In che? Dentro di un carcere. Soffrendo là le ciabattate, le verga. Io posso. Tu puoi dire lo stesso testo? Se tu vuoi usare questo testo, prepara-te per andare dentro di un carcere e rimanere dentro di un carcere. Prepara-te per le verghe che verranno. Io posso. Paulo stava parlando anche in questo testo, se leggiamo il contesto, perché lui aveva una vita economica salda e abbandonato tutto. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso. Perciò io predico, io vivo e io contribuisco. Perché colui che mi fortifica mi darà tutto. È questo il Vangelo. È questa la buona novella. È quello che noi dobbiamo essere liberi per fare tutto per il Signore. Amém, chiesa? Preghiamo? Pensa nella tua vita e se tu hai um entusiasmo no Senhor. E quando eu falo de entusiasmo, tu predica o Evangelho com entusiasmo? Tu vive o Evangelho com entusiasmo, anche sofrendo l'ingiustizia umana? Tu contribuisci com entusiasmo? Sono 3 aree della nostra vita che abbiamo imparato qua in questa lettera. Parlare, vivere e contribuire. C'è qualche area nella tua vita che manca entusiasmo di fare? Entusiasmo è dentro, Dio dentro di noi. Entusiasmo. Io parlo di Gesù con entusiasmo. Io vivo la sofferenza di Cristo con entusiasmo. Momento di offerta, io faccio con entusiasmo. Perché per il Vangelo, per la diffusione della buona novella, propagare la buona novella di Cristo, la buona notizia. Entusiasmo. Io mi ricordo di voi. Ah, quanto è bella questa chiesa di Filippi. Io mi ricordo di voi, quanto è bella la chiesa Agape. Io mi ricordo e prego con gioia. Ah, che bello. Che bello appartenere a una chiesa viva. Che meraviglioso avere delle persone che contribuiscono, che aiutano, che servono, che soffrono. Io prego con gioia. Nosso Padre è una piccola chiesa che si è diventata una chiesa importantissima nella storia. Abbiamo parlato qua di Strana, di Tarso, di Conegliano, di Como, di Mogliano, di tanti altri luoghi dove viviamo qua, oh Padre. Ma che lì possa iniziare una nuova Filippi. Una chiesa viva, che proclama, che vive, che contribuisce. E che ogni luogo dove io abito, oh Padre, possa diffondere il tuo Evangelo con la mia bocca, con il mio stile di vita e con la mia generosità. Non è la casa che tu mi hai messo lì, è un piano tuo. Benedici, oh Padre, la tua chiesa. Benedici, oh Padre. E che tutti noi possiamo pregare con gioia, perché esiste entusiasmo in parlare di Gesù
em vivere l'esperienza profonda con Gesù. E esiste entusiasmo di contribuire per la tua causa. È così la tua Chiesa, Padre. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amém? Cari, ci sono almeno una ventina di sedie a vuote. Prossima domenica, com entusiasmo, portiamo i nostri amici e i nostri nemici a riempire queste sedie. Perché siamo noi a portare la gente a conoscere Gesù. Amém, Chiesa? Non possiamo stare zitti davanti alla grandezza del Signore. Riempiamo questa sala con le persone che Dio ci dona. E proclamare il Vangelo. Avete dei piccoli gruppi questa settimana? Invitate i vostri amici. Non avere vergogna. Tu hai vergogna di quello che Gesù fece nella tua vita? Tu hai vergogna di parlare di Gesù? Ti converte, no? No. Riempi la casa del tuo amico, della tua sorella, la tua casa, in modo che il Vangelo sia proclamato. Amém, Chiesa? Possiamo stare in piedi con entusiasmo e cantare con entusiasmo e anche contribuire con entusiasmo. Se tu sei tirchio, per favore, vive la generosità perché Cristo ha dato il suo figlio Gesù per te. E se Lui ha dato il tuo figlio Gesù per te, non può darti tante le altre cose? Può e ti dona. Non ti mancherà in nulla. Perciò un momento di offerta e di decima è solo una dimostrazione. Dio può fare l'opera senza di me, ma Dio vuole usare la tua vita, la nostra vita. E faremo questa raccolta adesso di offerta perché questa è la mia responsabilità. E con entusiasmo faremo questo. Quale cantico che canteremo con entusiasmo? Il tuo amore è forte. O teu amore è forte. Ok, e la contribuzione sarà forte. 1, 2, 3, via! Sto quando io ti vedo, il tuo amore brilla come una canzone che rilassa in me. Alleluia, alleluia, alleluia. A te invento amore. Alleluia, alleluia, alleluia. A te invento amore. Il tuo amore cresce ed è sorprendente, come questa gioia sale dentro me. Il tuo amore agisce come un mistero che mi porta in alto e libero mi fa. Alleluia, alleluia, alleluia. Io ti invento amore. Alleluia. Alleluia, alleluia, a te invento amore. Alleluia, 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 a te invento amore. Alleluia, 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 che a te invento amore. Padre, noi ti lodiamo, Signore. Ti lodiamo, ti ringraziamo, Signore, perché il Signore è buono, Signore, e la tua misericordia si rinnova ogni giorno nelle nostre vite. Noi ci permette, Signore, di donare, Signore, un po' di tutto quello che il Signore ci dà. E tutto appartiene a te, Signore, tutto viene da te e noi lodiamo il tuo nome perché abbiamo potuto fare questo e che possa, Signore, moltiplicare questi soldi, possano essere per l'avanzo del tuo reino qua, Signore, in questo paese, Signore, e in tutto il mondo, Signore. Noi ti ringraziamo perché noi abbiamo questa promessa nelle nostre vite, Signore, e noi ti ringraziamo per tutto ciò che fai. In nome di Gesù noi ti lodiamo e ti ringraziamo. Amen e amen. Potete accomodarvi, ok? Gli avvisi veloci. Ok, dove sono? Velle delle preghiere, 31 di
ottobre, ok? Cominceremo alle 10. E è una veglia di preghiera che va fino alle 6. Ok? Staremo qua, staremo cantando, lodando, adorando o nostro Dio, estaremo in preghiera, estaremo studiando la parola, estaremo vivendo l'esperienza nuova com o Signore. E a mezzanotte ali estaremo adorando o Signore come Paulo e Sila, ok? Prenderemo Miguel ali, metteremo lui incatenato in carcere e lasciamo lui cantare e adorare Dio. Ok? Chiesa è per tutta la Chiesa, ok? Perciò venite qua, noi vogliamo dopo finire con una colazione. Così verso alle 6 del mattino staremo mangiando e bevendo un caffè e dopo andiamo a casa. Il primo è un giorno festivo e staremo lì in preghiera perché staremo in un combattimento spirituale profondo. Ok, Chiesa? Venite, cominceremo alle 10, alle 22 ore e staremo qua tutta la notte. E eu me ricordo, no meu tempo, quando eu não era convertido, eu passava tutta la notte em discoteca e tutte le altre coisas, fino alle 6 del mattino bevendo. E adesso non posso stare cantando, adorando o mio Dio, fino alle 6 del mattino? Che ipocrisia, no? Così, se eu potevo fare questo in quel periodo, adesso posso adorare Dio, perché Lui mi ha rinnovato tutto. Com entusiasmo, ok, Chiesa? Veglia di preghiera. Noi staremo parlando di 5 argomenti in quel giorno, ok? Convênio di coppia, c'è ancora, eu penso, 1 o 2 posti solo, ok? Così, se non hai fatto la tua iscrizione, ok, potete parlare con il responsabile, avanti. O incontro delle donne sarà il 30 di novembre, 29 di novembre, ok? Ci sarà una persona che parlerà su questo argomento, cibo, emozioni e storia di vita. Isaura Lentini, già è venuta qualche anno fa, ok? È per invitare i nostri amici e i nostri nemici a riempire questa chiesa, ok? Ci sono gli inviti, potete parlare con il responsabile. L'altro avviso, ok? Corsi, l'associazione, ok? Informatica, batteria, acustica, canto base, tutti i sabato qua, informazioni, potete parlare, ok? Corso di lingua italiana per stranieri, ok? Potete parlare con Jacqueline o Walter che sono qua, ok? Laboratorio di cucito, ok? Anche questo, va bene? Masterclass di Ballon Arte, tutti questi sono corsi dell'associazione, ok? Avanti. Finito? Ok, grazie. Ok, se non li avviso, penso che sono questi. C'è l'altro, non mi sono dimenticato. Per favore, se tu non hai compilato ancora un modulo, per favore, compilate. Non è solo per i membri della Chiesa. Ok, posso girare novamente o modulo. È importante che tutte le persone possano compilare il modulo. Qualcuno ha detto? Ah, c'è l'assemblea oggi per i membri della Chiesa alle ore 14, ok? Ok, alle ore 14. Sarà un'assemblea, penso che non sarà lunga. Penso che un'oretta finiremo l'assemblea di oggi solo per i membri della nostra Chiesa. Facciamo 2 assemblee all'anno, ok? E saremo qua. Ok? C'è adesso un pranzo comunitario, un agape. Quelli che si sono iscritti, ok? Benvenuti. Quelli che non si sono iscritti, non so se c'è ancora cibo, ma non lo so. Ma se no, altrimenti possiamo donare a te il nostro piatto, ok? Non c'è nessun problema. Ma è importante stare insieme, mangiando e bevendo qua e vivere questa esperienza con il nostro Signore. Ok, Chiesa? Dio vi benedica. Buona domenica. Ciao.